Buongiorno e benvenuti a 7 in punto. Buongiorno al nostro primo ospite, qui con me Giordano Emo, capodilista, presidente di Confagricoltura Padova. Buongiorno e benvenuto. Lei è presidente di Confagricoltura ma anche produttore di vino. Ma lei è qui per segnalare vino nei Colli Euganei, segnalare una questione che interessa i Colli Euganei. Lei sorride, ma è una questione molto seria. C'è questa presenza massiccia di cinghiali che innanzitutto da dove sono arrivati? Sono stati paracadutati sui Colli Euganei? No, e questo è un problema serissimo. Sono stati portati, non si sa da chi, qualche anno fa, e si sono riprodotti e sono diventati migliaia ormai, in quanto comunque un cinghiale e una cinghiala, una scrofa, fanno parecchi cinghialini all'anno, e quindi anche la conformazione dei Colli Euganei poi permette anche di nascondersi, perché ci sono molte zone boschive ma molto fitte, e questi animali stanno provocando dei danni enormi alle coltivazioni e sono anche molto pericolosi per la vita stessa dei cittadini, in quanto sbucano delle strade, si possono fare molti incidenti stradali e soprattutto ultimamente sono anche cominciati a fare delle scorribande nei comuni limitrofi, insomma, quindi Saccolongo, Silvazzano. L'uomo, diciamo che sono molto aggressivi le scrofe quando difendono i loro cuccioli, ovviamente, e quindi abbiamo visto varie scrofe che passavano con 6, 7, 8, 9 cuccioli, e in quel caso possono diventare molto aggressivi. Tra l'altro sono anche di una mole imponente, perché sì, quanto pesa un cinghiale adulto? Hanno preso dei cinghiali adulti superiori al quintale, insomma. Ecco. Lei diceva migliaia? Cioè c'è stato un censimento? Sì, come no, hanno fatto un censimento prudenziale, ancora mi pare l'anno scorso col parco, per cercare di monitorare la popolazione dei cinghiali, e comunque si parla di migliaia ormai. Che tipo di provvedimenti vengono adottati? Dobbiamo anche segnalare che l'Ente Parco Colli Euganei è, come molti altri parchi, un ente commissariato, un ente regionale, però che cosa si sta facendo per questa emergenza cinghiali? Come si può affrontare? Fino adesso l'hanno affrontata in due maniere, che però sono costose. Una è stata quella dei chiusini, venivano catturati, quindi i cinghiali cadevano, però... gabbie praticamente? Sono dei chiusini, sono delle buche, diciamo, con delle gabbie. Si chiama chiusino, letteralmente, è una trappola, diciamo, per poterli catturare vivi. Però quelli di grosse dimensioni non venivano catturati con i chiusini. Un'altra maniera si chiama selezione, e quindi c'erano comunque delle persone che erano abilitate e quindi li ammazzano. C'è una caccia di selezione, non si può chiamare caccia perché chiaramente è una cosa diversa, e serve a contenere il numero di cinghiali all'interno dei colli. Però per far questo poi bisogna avere le persone abilitate giustamente per poterli selezionare e poi prendere, ci vuole un veterinario, ci vuole tutta una serie di normative che rendono la cosa costosa e difficoltosa. Ed è un'operazione a carico della Regione Veneto? È stata, il parco era finanziato a bilancio della Regione Veneto, e quindi una parte dei soldi che venivano destinati al parco erano utilizzati anche per questa cosa. Poi adesso però il problema è che i soldi ce ne sono sempre meno. La Regione ha un bilancio, come sapete, che sta cercando appunto anche lei di trovare i propri equilibri, e comunque le due grandi... È stata tagliata la spesa per questo intervento? Diciamo che adesso hanno dato una cifra per diciamo il controllo dalle specie selvatiche, che è destinata però anche non solo ai cinghiali ma anche a tutti gli animali che possono rovinare le culture agricole, per quanto riguarda specificatamente i danni all'agricoltura. Consideri che però gran parte del bilancio della regione va a pagare a VEPA e viene utilizzato per il piano di sviluppo rurale, quindi poi per queste problematiche. Quanti soldi sono stati messi a disposizione per risarcimento per presenza di fauna selvatica ha subito dei danni io delle potrei dare i soldi, però dipende da provincia a provincia. Io posso dire solo una cosa: troppo pochi, cioè non si riesce veramente a risarcire neanche, voglio dire, una percentuale minima degli agricoltori. Lei che ha vigneti, ha pezzamenti di vigneto, è stato mai interessato dalla presenza di cinghiali? Sì, certo. Specialmente nelle annate siccitose arrivano io ho un'azienda anche a Baone, che è vicino a Este, e arrivano e si mettono là e mangiano
mangiano la reccia delle vigne, quindi anche la zona più gustosa, perché poi sono dei buon gustai i cinghiali, e specialmente in annate siccitose, poi grufano per terra e provocano dei problemi. Si possono contenere cercando di mettere dei fili elettrici, chiaramente, come hanno fatto anche in altre regioni italiane, però a volte non servono perché sono talmente grandi che li scavallano. E poi ha un costo tutto ciò. E poi sono, ripeto, pericolosi perché oltre a mangiare le uve, i semi e tutto quanto viene piantato, spuntano sulle strade e arrivano pure adesso nei comuni limitrofi. Se parliamo io la chiamo la Montanara, sarebbe la strada dei colli, tangenziale Boston. Ieri è successo un incidente proprio a Vaugano, ho letto sul giornale che un motociclista è caduto per terra perché è andato addosso un cinghiale grosso. Quindi diventa un problema, e in più questi animali stanno scorazzando anche per le campagne limitrofe. E come Confagricoltura, in collaborazione con i sindaci di questi comuni, perché appunto diventa un problema di sicurezza, che cosa pensate di attivare? Visto che mi pare di capire, cacciarli non si può perché li possono cacciare chi è autorizzato e comunque ha un costo. Certo. Le gabbie, anche queste... sono utili, ma insomma, però fino a un certo punto. E comunque sono interventi che, vista la popolazione di questi cinghiali, oggi sono insufficienti per dare un riequilibrio al territorio. Secondo noi sì, e oltretutto continuano a portarli in giro, perché penso che anche a Onara ci siano dei cinghiali, non so come sono arrivati, faranno la prova. Chi è che porta in giro i cinghiali? Beh, non lo so, io spero che si muoveranno da soli? No. Perché in zone in cui non sono mai stati non è che si muovono da soli i cinghiali. Ma secondo lei chi può avere interesse a popolare di cinghiali il Parco dei Colli? Cos'è? Una ritorsione? Oppure è qualcuno bracconaggio? Non lo so, e poi magari preparano delle pietanze, non lo so. Se sapessi chi è, l'avrei già denunciato. Il cinghiale è un piatto che va nei Colli Prelibato. Beh, oddio, il maialino? Se sapessi chi è stato l'avrei già denunciato, quindi potrei fare delle ipotesi, ma non sarebbe giusto, perché non è neanche, adesso non voglio fare... No, certo, però come rappresentante io penso solamente al fatto di contenerli adesso e di dare punizioni severissime se per caso qualcuno venisse preso a portare i cinghiali da qualche parte, ecco, questo innanzitutto. Poi abbiamo chiesto anche all'assessore provinciale all'agricoltura e in regione di avere maggiori denari proprio per affrontare la cosa, perché una cosa è molto molto grave, più grave di quanto non si possa credere, e non lo dico solo perché vivo sul posto, ma lo dico perché sono convinto che è un problema gravissimo. Quante persone abitano nei colli? Tanto per capire la proporzione di densità abitativa con migliaia di cinghiali, cosa vuol dire? 2.000, 3.000? Allora, diciamo che sono 20.000 ettari circa il Parco regionale dei Colli Ugani, però i comuni lei conosce meglio di me, c'è Este, Monselice, Abano, Montegrotto, Torreglia, Per un totale di quante persone? Decine di migliaia. Adesso il numero esatto... Sì, ma non sono tanti, è quasi un cinghiale a testa. No, diciamo, secondo me... Mezzo cinghiale abitante. Sì, poi un'altra proposta potrebbe essere quella di... Adotta il cinghiale, ogni famiglia ha un cinghiale. No, è inadottabile secondo me, però... come la signora, no, che andava in giro con la sua nutria. Queste sono cose che sono anche un pochino divertenti, se si vuole, no? Sì, però insomma si parla sempre di animali che non sono né animali domestici, sono animali selvatici, e comunque creano una disarmonia dell'equilibrio naturale. Appunto, maggiori denari, la possibilità di continuare a fare il programma di selezione, e anche, secondo me, a questo punto sarebbe da discutere la riperimetrazione del parco regionale, anche perché so che la provincia di Padova ha fatto un'ordinanza in pianura per riuscire comunque a contenere questo problema, e sui Colli Ugani, essendo un parco regionale, non si può cacciare, quindi una delle possibilità potrebbe essere quella di restringere il perimetro. Chiaro che questo potrebbe portare a altri problemi. Quindi per lei cosa vuol dire? Restringere il perimetro del Parco dei Colli e quindi eventualmente cacciarli fuori dal perimetro? Nelle zone urbane, per esempio, voglio dire, cioè, che senso ha che il comune, voglio dire, di una città come Este sia all'interno del Parco regionale dei Colli Ugani o le zone limitrofe? C'è anche un aggravio delle posizioni amministrative, bisogna chiedere doppiamente il permesso. Però anche in commissione integrata. Il cinghiale che arriva a Este viene cacciato in città? Beh, io guardi che non so se è arrivato ancora in città, ma poco ci siamo. E comunque quando parlo di riperimetrazione intendo dire di studiare la cosa. Io non è che voglio mettermi al posto diciamo dei politici o altro, io sto dicendo solamente che è un problema talmente grave che può anche porre questa soluzione.
Che poi, voglio dire, guardi che noi come agricoltori siamo i primi a tutelare il paesaggio, ecco, voglio dire, per cui non è che... Sì. È ovvio che ci sono troppe presenze di questi animali, perché poi sono animali selvatici, quindi non sono controllati, possono fare danni non solo alle coltivazioni ma anche alle persone. Oltre alla caccia, oltre alla cattura, ci può essere un metodo, non so se vi siete informati, per evitare che si moltiplichino, quindi la sterilizzazione o il contenimento delle nascite? Io guardi, questa è una domanda, ne parlavamo prima della trasmissione, io se ci fosse la possibilità di, appunto, di sterilizzarli sarebbe forse la cosa migliore, perché così anche gli ambientalisti, per carità, poi ognuno ha le sue sensibilità. Guarda, io sto parlando adesso e difendo la categoria degli agricoltori e anzi spero che in questo tutte le associazioni sindacali siano sempre più compatte, perché è un problema veramente importante. Quanti danni come agricoltori avete subito da quando c'è questa presenza massiva? Sui giornali scrivono sempre delle cifre, io guardi sono abituato a parlare dopo che sono successe le cose, ma prima e comunque dando dei dati abbastanza però realistici. Avrà una Beh, io adesso, mi ricordo l'anno scorso sul giornale scrissero 10 milioni di danni, 9 milioni di danni, è difficile da quantificare, perché molte persone poi non ricorrono all'assicurazione. Io parlo a molti colleghi viticoltori, per esempio, avendo visto che comunque è difficile ottenere un rimborso, stanno zitti e cercano... Magari perimetrano con questo filo elettrico. Magari perimetrano con però i danni sono molto alti. Ci sono certe zone in cui hanno addirittura, io posso dirle questo, hanno mangiato in annate siccitose 30% in più dell'uva prodotta. Cioè, si può immaginare questo cosa vuole dire su un PIL aziendale. Se un vigneto... Che poi è uva particolare, no? È uva è uva di qualità, di collina. Di OCG, di speciali, DOP, eccetera. C'è stata anche la proposta ultimamente di fare DOP il cinghiale, che non è autoctono. Ecco, io dico una cosa, prima difendiamo le top che produciamo noi, poi mi sarebbe essere cornuto e mazziato, no? Che poi dopo si fa DOP un cinghiale che ha mangiato le uve DOP. Io non sono DOP perché mangio il parmigiano reggiano, ecco. Sì, questa mi sembra un po' una provocazione. Quindi altre proposte che avete in cantiere, non solo come Confagricoltura, magari avete anche un fronte comune con le altre associazioni di categoria? Aumentare il numero di persone che possano comunque fare questa selezione, finanziarli e cercare di contenere la popolazione, pensando anche a ulteriori misure come in certi casi potrebbe essere utile la riperimetrazione del parco e appunto poi stanziare un numero di denari maggiore per i nostri problemi. Tutti parlano del settore primario, tutti dicono che il settore primario è l'unico settore che va e guardi, io credo che l'agricoltura non è un'agricoltura, sono tante agricolture. Non si può parlare sempre del prosecco quando in fondo ci sono anche situazioni diverse. Io credo che bisogna avere rispetto degli agricoltori, della campagna, della terra e credo che quando noi protestiamo lo facciamo a ragion veduta. Questi cinghiali, lei diceva che si avvicinano alle coltivazioni soprattutto in periodo siccitoso, perché? All'uva perché hanno sete e quindi l'uva comunque ha una componente di acqua e quindi loro si dissetano con l'uva, ma anche quando si semina il grano, loro sembrano delle seminatrici, prendono tutti i semi e li mangiano tutti. Ma solitamente stanno nelle parti più boscose, quindi sì, ma scendono, a tramonto scendono. Per alimentarsi? Per alimentarsi, poi vanno nei fossati, se le va a Praglia, per dire un nome, la sera, verso le 7 di sera, è facile che ne veda qualcuno, come in tanti altri posti. E da là arrivare alla curva Boston e alla tangenziale per Padova ci vuole poco. Tra poco ci ritroveremo magari in Prato della Valle. Ecco. Una provocazione, però parliamo di animali che pesano un quintale, quindi e possono essere anche aggressivi. L'altro giorno, se lei ha visto il telegiornale, ma immagino che possa averlo visto, un mese fa circa hanno chiuso... Lo scriviamo al telegiornale. No, ma il telegiornale TG1, sì, scusi. No, ha ragione, ma parlavo del telegiornale nazionale, perché si parla di Genova. E gli cinghiali hanno occupato l'Università di Genova, hanno chiuso. Sì, no, è vero. Quindi io parlo di Prato della Valle, ma non sto scherzando. Ecco, sì. No, ma perché c'è questa, e con questo chiudiamo, come mai c'è questa diffusione dei cinghiali in Italia, in aree dove mai si sono visti? Perché il cinghiale evoca la Toscana, evoca la Sardegna, evoca l'Abruzzo, ma francamente dove ci sono un'antropizzazione così vivace, il cinghiale non sembra di casa. In certe zone li hanno portate, adesso io non so se in Liguria ci fossero, sinceramente va al di là della mia conoscenza, però... Ma li hanno portati per che fine? Ma senta, i fini potrebbero essere tanti, potrebbe essere stato un cacciatore magari che ha voglia di
di cacciare, potrebbe essere stato, voglio dire, magari uno che invece ama gli animali, che invece, non so, vuole averne tanti insieme, potrebbe essere stato uno che magari potrebbe aver voglia di avere un lavoro, no? E quindi... Cioè, ci sono tante... Ecco, questa terza ipotesi mi sembra Non lo so, ma io non sono ipotesi, ma io adesso non vorrei... appunto... Perché si diceva che possono essere arrivati dalla Slovenia, no? Anche dai boschi della Slovenia. Sì, è sui Colli Ugani. Magari avevano attraversando un GPS. Sapevano che c'era il vino buono. Con questa battuta ironica, ma il problema dei cinghiali è un problema serio sui Colli Euganei e non solo sui Colli Euganei, io ringrazio Giordano Emo, capodilista, presidente di Confagricoltura Padova. Torniamo tra un paio di minuti continuando a parlare dell'agricoltura nei Colli Euganei, nel Padovano. Tra poco, grazie.